conversazione con Claudio Borghi Aquilini, soprattutto sui temi dell'economia. Ce ne sono tante di questioni delle quali discutere. Intanto la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani con il rogo all'aeroporto di Fiumicino, escluso il rogo doloso. A quanto pare attimi di paura questa notte all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, lo scalo più importante di Roma. Era da poco passata la mezzanotte quando un violento incendio si è sviluppato al Terminal 3, partendo a quanto pare dalla cucina di un punto di ristoro. Le indagini hanno già escluso che possa trattarsi di un'azione dolosa. Le fiamme hanno provocato una colonna di fumo altissima, visibile anche a chilometri di distanza, scrive l'agenzia ANSA. L'aeroporto al momento è ufficialmente chiuso fino alle 14. Gli arrivi stanno riprendendo gradualmente. Il ministro delle infrastrutture Del Rio ha chiesto all'ENAC di valutare la riapertura dello scalo il più presto possibile. Per un ritorno alla normalità ci vorranno però alcuni giorni. Le fiamme sono state spente 7 ore dopo il divampare dell'incendio e si sarebbero propagate lungo i collegamenti elettrici, facendo scattare l'allarme antincendio che avrebbe funzionato correttamente, ma senza spegnere le fiamme ormai troppo alte. Distrutte alcune cabine di controllo passaporti e circa 1000 metri quadri di locali, tra cui molti negozi. Chiuse le autostrade per l'aeroporto, scrive ancora l'agenzia ANSA, in particolare la Roma Fiumicino e lo svincolo della Roma Civitavecchia. Dalle 4:40 è stata sospesa la circolazione ferroviaria nella stazione di Fiumicino Aeroporto, ripresa dalle 7 in direzione della capitale per garantire il deflusso dei passeggeri in arrivo. Ancora sospese invece le corse di Trenitalia in direzione dell'aeroporto. Alitalia invita i passeggeri a non recarsi a Fiumicino fino alla riapertura dello scalo prevista per le ore 14. Spiegando di aver cancellato tutti i voli in partenza da Fiumicino fino a quell'ora, con ricadute sull'intero traffico nazionale, garantiti gli arrivi dei voli intercontinentali previsti in mattinata. I passeggeri coinvolti hanno diritto alla riprotezione su nuovi voli all'Italia, modificando la propria prenotazione entro domenica 10 maggio. La Procura di Civitavecchia, la cui competenza comprende anche lo scalo di Fiumicino, attende dalla polizia giudiziaria i primi risultati degli accertamenti in corso. Gli inquirenti poi decideranno se e come procedere sull'episodio. Ma a quanto pare è escluso il rogo doloso, perlomeno questo comunica l'agenzia ANSA, che poi si occupa di economia. Piccoli segnali di ripresa sul fronte della crescita economica e per il lavoro. Nel 2015 il prodotto interno lordo italiano aumenterà dello 0,7% in termini reali, secondo stime dell'Istat, che prevede poi una crescita dell'1,2% nel 2016, dell'1,3% nel 2017. Nel 2015 moderato calo della disoccupazione è previsto dal 13 al 12,5%, si registrerà una moderata riduzione del tasso di disoccupazione, dice l'Istat, che scenderà al 12,5% per passare poi al 12% nel 2016. Chi vivrà vedrà. L'Istat dice anche che l'occupazione aumenterà in termini di unità di lavoro dello 0,6% quest'anno, 0,9% l'anno prossimo. Questo per quanto riguarda i numeri e le previsioni, che come sappiamo spesso lasciano il tempo che trovano. Sono i consuntivi decisamente più interessanti, mentre la prossima riforma riguarderà il conflitto di interessi e chiederemo la calendarizzazione in aula entro giugno. Così Maria Elena Boschi, ministra per le riforme, nell'intervista che abbiamo citato stamani al Corriere della Sera, in apertura di prima pagina, ripresa dall'agenzia ANSA questa mattina. Se alcuni dei nostri ex leader o ex premier avessero messo la stessa tenacia che hanno messo negli ultimi tempi sui dettagli della nuova legge elettorale, per abolire il porcellum o per avere finalmente una legge sul conflitto di interessi, ci saremmo risparmiati molte fatiche. Ma non è mai troppo tardi, vorrà dire che il conflitto di interessi lo porteremo in aula nelle prossime settimane. Ora è in commissione, chiederemo la calendarizzazione in aula entro giugno, ha detto la ministra per le riforme. La maggioranza è schiacciante. Questo non significa che non si possa aprire una discussione di merito sulle riforme costituzionali, il superamento del bicameralismo paritario, la revisione del titolo quinto della Costituzione sono obiettivi storici. Il testo non è blindato, ha detto ancora la ministra Boschi, anche se una maggioranza pronta a votare il disegno di legge uscito dalla Camera c'è già. Siamo pronti a un confronto vero su varie ipotesi, dal sistema delle garanzie a modelli diversi di elezione, per esempio il modello simil Bundesrat, fino all'equilibrio dei poteri. La ministra Boschi ha escluso il rischio di scissione nel PD dopo l'Italicum,
Non la vogliamo e la stessa minoranza non la vuole, non la vogliono gli italiani che sono stanchi delle polemiche e non sentono il bisogno di nuovi piccoli partiti. Il PD ha allargato il campo, dice ancora la ministra Boschi al Corriere, coinvolgendo persone che guardano all'area liberal, ma anche a sinistra. Le nostre misure non sono di destra, c'è un progetto di cambiamento del paese che in questo momento solo il PD può affrontare, dice la ministra Boschi in questa intervista al Corriere ripresa dall'agenzia ANSA, che poi dà conto anche di un tornado in Oklahoma, Kansas e Nebraska, molti danni finora registrati, case distrutte, diversi feriti, 12 soltanto a Oklahoma City, dove in alcune aree della città è saltata l'energia elettrica, ma il bilancio è destinato a peggiorare. L'Oklahoma, lo stato più colpito, si appresta a dichiarare lo stato di emergenza. E di nuovo la cronaca, ma italiana. È in corso un blitz della polizia e dell'FBI statunitense nei confronti di presunti appartenenti all''ndrangheta operanti in Calabria e negli Stati Uniti e ritenuti appartenenti a un'organizzazione che controllava il traffico di droga tra Italia, Stati Uniti e Sud America. L'indagine è coordinata dalla Procura Antimafia di Reggio Calabria, è durata diversi mesi ed è stata condotta dagli uomini del Servizio Centrale Operativo, lo SCO, e dalla squadra mobile di Reggio Calabria in contatto con gli agenti dell'FBI, del Federal Bureau of Investigation statunitense. L'inchiesta ha consentito di ricostruire vecchie e nuove alleanze tra le famiglie mafiose americane e quelle calabresi, confermando il ruolo di leadership dell''ndrangheta nella gestione del traffico internazionale di droga. Alleanze che erano già emerse nell'inchiesta New Bridge. In quell'occasione gli investigatori avevano dimostrato l'esistenza di un ponte, bridge, tra New York e la Calabria, costruito con l'alleanza delle famiglie mafiose americane con le cosche dell'area ionica e reggina. Sono una quindicina le persone arrestate tra Calabria e New York in quest'ultima indagine, una trentina gli indagati, in corso nei due paesi perquisizioni e sequestri. Un ristorante nel Queens, a New York, gestito da un calabrese incensurato insieme a moglie e figlio, era, secondo gli investigatori, che hanno ricostruito il tutto con intercettazioni audio-video, la base dell'organizzazione che controllava un imponente traffico di droga tra Stati Uniti e Italia. L'uomo è stato arrestato nelle settimane scorse e nel corso della perquisizione al ristorante sono stati sequestrati oltre $100.000, 6 pistole, un fucile, cocaina e marijuana. Così l'agenzia ANSA nella prima pagina di stamani. Noi ci siamo lasciati invece anche stamani con l'intervista al procuratore, l'ex procuratore di Prato Piero Toni, per 45 anni magistrato di magistratura democratica, dichiaratamente di sinistra, che ha scritto un libro, Io non posso tacere, un magistrato contro l'agonia giudiziaria, che è uscito il 5 maggio per Einaudi, 125 pagine, €16. Un libro scritto insieme al direttore del Foglio, Claudio Cerasa, che già l'aveva intervistato il magistrato parecchi mesi fa. Sono diverse le questioni che affronta l'ex magistrato, iscritto a magistratura democratica e convinto, diciamo, che negli anni '80 magistratura democratica fosse la corrente giusta per affrontare il tema delle garanzie, il cosiddetto garantismo, a favore soprattutto delle persone meno note, meno famose, meno abbienti, cioè per fare in modo che la giustizia fosse davvero uguale per tutti, uno di quei concetti sui quali si potrebbe stare a ragionare anche da un punto di vista pragmatico per ore e ore. Tra le cose di cui parla il magistrato, l'ex magistrato ormai, perché se n'è andato in pensione con 2 anni d'anticipo, a 73 anni, Piero Toni, tra le cose di cui parla nell'intervista oggi a Panorama, c'è anche la questione dei bignè, perlomeno così li definisce il magistrato, l'ex magistrato procuratore capo a Prato, Piero Toni. Il bignè che cos'è? Cosa sono anzi i bignè? Sono dei dolci succulenti, bocconi, che le procure offrono agli amici giornalisti. Il bignè con la crema viene regalato, non di rado, da certi pubblici ministeri ai giornalisti. Più sono i bignè offerti e più saranno i titoli sui giornali, così che l'inchiesta sarà apprezzata dall'opinione pubblica. Il pubblico ministero, cioè il titolare delle indagini, diventerà famoso e l'indagato o chiunque sia coinvolto sarà seppellito dal fango.
Non si può vivere in questo modo, dice a Panorama l'ex magistrato, la dignità umana è un diritto fondamentale e forse è il primo. Naturalmente abbiamo molteplici esempi di come la dignità venga calpestata, specie quando riguarda, e qui torniamo al discorso per cui il magistrato dice di essersi iscritto a Magistratura Democratica, cioè per difendere i ceti più bassi o comunque le persone che non sono famose, che non sono ricche, che non hanno un ruolo nella società, che possono essere più facilmente calpestate dalla giustizia di classe, bisogna avere il coraggio di usare questo vecchio termine. Beh, i casi odierni a volte, e non di rado, ce lo confermano, no? Abbiamo tutti sotto gli occhi un caso abbastanza eclatante di non rispetto della dignità. Mi riferisco ovviamente al caso delle indagini per l'omicidio di Yara Gambirasio, al trattamento subito dall'indagato, ma anche dalla sua famiglia, Massimo Giuseppe Bossetti e famiglia. Non credo che ci si debba dilungare più di tanto su una cosa così evidente. Altro che bignè con la crema è stato offerto ai giornalisti, una caterva di bignè con la crema. Quanto alla nuova responsabilità civile dei magistrati, anche su questo si sofferma nell'intervista a Panorama il magistrato Piero Toni, poi magari un giorno riprendiamo in mano anche la vecchia intervista, la vecchia chiacchierata di un anno fa. In ogni caso, la levata di scudi dei magistrati contro questa riforma sulla responsabilità civile dei magistrati, dice Toni, è stata penosa. Sostenere che adesso tutti i magistrati avranno paura di incorrere in decurtazioni di stipendio e perciò non lavoreranno più come una volta è assurdo. Paralizzante sarebbe il pericolo di una riduzione dello stipendio e non piuttosto quello di danneggiare illegalmente un indagato per dolo o per colpa grave. Insomma, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di gente che si dice che non lavorerà più perché ha paura della decurtazione di stipendio e non di danneggiare illegalmente un indagato? Stiamo scherzando? Stiamo scherzando fino a un certo punto, perché la realtà è quella lì, dice in sostanza l'ex procuratore di Prato. Quanto al mio libro temo solo una cosa, l'incatalogabilità. Purtroppo prima di elaborare un giudizio sempre più ci si chiede ma è un discorso di destra o di sinistra? Dice ancora Toni a Panorama. Quello che ho scritto sicuramente non è allineato, anzi è eretico da qualsiasi parte lo si guardi. In molti potrebbero aver paura di dare un giudizio perché da destra come da sinistra non riusciranno a catalogarmi. Io mi sono sempre ritenuto e sono sempre stato ritenuto di sinistra, anzi sono stato praticamente certificato come tale. Questo non mi impedisce di pensare tutto ciò che ho scritto, che poi è alla base delle garanzie della persona e dell'individuo. È di destra o di sinistra? Si chiede ancora Piero Toni nell'intervista a Maurizio Tortorella di Panorama. È di destra o di sinistra pensare che nessuna ragione al mondo può giustificare il sacrificio dei diritti fondamentali di una persona se non nei limiti stabiliti dalla legge democratica? È per questo che chi crede davvero nella civiltà giuridica non può accettare le troppe disfunzioni della giustizia italiana ed è per questo che io non potevo più tacere, dice Piero Toni a Panorama. Questa intervista a me mi ha fatto venire in mente un vecchio film, ma molto vecchio, di Alberto Sordi, 1984, si intitolava Tutti dentro ed era stato scritto come la principal parte dei suoi film da uno sceneggiatore bellunese trapiantato a Roma, Rodolfo Sonego. Tra l'altro è uscito proprio da poco un libro di Tatti Sanguineti, Il cervello di Alberto Sordi, Rodolfo Sonego e il suo cinema, edito da Adelphi, nel quale Sanguinetti ripercorre la biografia di Sonego, appunto, che è stato lo sceneggiatore di tutti i film maggiori di Alberto Sordi, dall'indimenticabile Vedovo a Una vita difficile, un altro splendido film che viene dato non troppo spesso, anzi quasi mai in televisione, magnifico, con Lea Massari, dove Sordi è un giornalista subito dopo la fine della guerra, fino allo Scopone scientifico, un libro, quello di Sanguinetti, sullo sceneggiatore principe di Alberto Sordi, che aveva sceneggiato anche questo film, reputato senz'altro un film minore, ma che nel 1984 affrontava la questione della magistratura, del giudice che fa pulizia nella società, un giudice integerrimo, straordinario, stacanovista, uno che lavora sempre, che si dà da fare come un pazzo per far trionfare la giustizia, salvo poi accorgersi alla fine del suo percorso che diventa lui oggetto dei colleghi magistrati. È una storia tipica, 1984, per certi versi anticipa la stagione di Mani Pulite, per altri anche ciò che è accaduto dopo, cioè chi fa indagini troppo scrupolosamente diventa a sua volta oggetto di indagine. Sta di fatto che quel film lì, sicuramente un film minore per carità, però
elencava una serie di questioni, come quelle elencate dal magistrato nell'intervista e nel libro, che puntualmente, anno dopo anno, decennio dopo decennio, siamo sempre qua a commentare. Mi scusi, permesso? Sono io, consigliere. Ah, credevo se ne fosse già andato. Ma non è il compleanno di sua moglie? Sì, consigliere. Mia moglie può aspettare, ma il lavoro no. Ho voluto finire di stendere gli ordini di cattura. Potevamo farlo lunedì? Perché rimandare a lunedì quello che si può fare oggi? Ho imparato a conoscerlo bene su questi anni di collaborazione. Sì, davvero molti. E spero che sia contento di me, anche se a volte non si riesce a fare tutto. Lei fa anche di più di quello che dovrebbe. Sì, consigliere. E con molto zelo. Grazie, consigliere. Ecco gli ordini di cattura. Ha controllato bene tutti i capi d'accusa? Sì, consigliere. Può firmare tranquillamente. Ecco qui, consigliere. Ambrogio Fornari, associazione per delinquere di stampo mafioso. Triplice residenza, Italia, Svizzera, Stati Uniti. Già coinvolto in traffico di armi e droga, corruzione ed evasione IVA per 11 miliardi. L'accusa è stata fatta da 2 pentiti, di Giacomo Carmelo, detto il Gufo, Italo Comuno, detto la Bestia. Flaminio Panzalone, nato il 27/7/47 a Napoli, recidivo. Ex guardaspalla, detto il Morto. Esecutore materiale dell'omicidio del banchiere Pedretti su mandato del bancarottiere Jack Turiel, americano. Consigliere? Avrei preparato l'ordine di cattura per Monsignor Kubischi, detto il Buono, del Vaticano, coinvolto insieme alla sorella, Corriere della Droga, Valuta. Per carità, lasciamo stare alla sorella. Qui c'è da rivedere tutto per ulteriori accertamenti. Sì. Come vuole lei, consigliere. Giovanni Andrea Marta Costamiglio, banchieri, presidente, amministratore e procuratore della finanziaria Ambra. Bancarotta fraudolenta ed esportazione di capitale. Le tangenti sono state accreditate da una testa di legno su una banca delle isole Bahamas. Scusi, stia su, mi fai solletico con quei suoi riccioloni. Oh, mi scusi, consigliere, lo shampoo stamane mi ha mosso. Vuol firmare, per favore? Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Davanti a voi uno dei luoghi più fashion della città. Qui tutto parla di stile, dagli spoiler e i paraurti sportivi, ai cerchi in lega da 18 bruniti, alla vernice nera lucida a contrasto di tetto e retrovisori. Un dettaglio molto contemporaneo. Scopri la nuova Volkswagen Tiguan Cityscape, la più esclusiva tra le Tiguan. Da oggi con navigatore touch, volante multifunzione in pelle traforata e sensori di parcheggio di serie. Gamma Tiguan, a partire da 20.900 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Volkswagen.it. Salve, devo cambiare l'olio alla mia Volkswagen. Ecco una bottiglia di qualità eccellente, di colore giallo ambrato e viscoso al punto giusto. Deciso su strada, si sposa con le prestazioni del motore ed esalta il piacere di guida. Affida la tua Volkswagen ai veri intenditori dei centri Volkswagen Service, anche per cambiare olio e filtri. Oggi hai in più un risparmio del 25%. Registrati al sito e scopri molte altre offerte. Promozione valida dal secondo tagliando per tutti i modelli Volkswagen fino al 30 giugno. Info su volkswagenservice.it. Elegante? Vado al vernissage, al finissage o all'escamotage. Dinamico. 7 palestra, 9 aperitivo e alle 10 a ballare. Ci entrerebbe pure un po' di free climbing. Fashion. Lo smalto? Per trovarlo sono arrivata a Londra. Per ogni modo di vivere la città c'è una Adam. Opel Adam, la city car dell'anno in Germania. L'unica con infinite personalità e multimedia IntelliLink. Gamma Opel Adam, da 8.900 euro con rottamazione. Scoprila anche GPL Tech. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Bene, si chiamava Annibale Salvemini il giudice in questione, il giudice incorruttibile, staccanovista, quello che fa le indagini come non mai, quello che dedica il suo impegno per moralizzare la vita pubblica e che coinvolge anche il suo superiore lì il fine settimana per stendere i mandati di cattura. Ecco. Ordine di cattura per il geometra Sergio Abbadico, sindaco di Misa Lombarda, furto aggravato ai danni della casa di riposo Vita Beata, concussione, interessi privati, manomissione al piano regolatore, concessioni, licenze edilizie di case popolari, loculi e tombe di famiglia. Ordine di cattura per il colonnello Ezio Poggi, ha usato aerei militari per vacanze all'estero con moglie, figli e amici. Detenzione di armi da guerra, ha favorito la fuga all'estero a noti criminali colpiti da ordine di cattura. È accusato inoltre di aver partecipato alla formazione di un servizio segreto parallelo che agiva ai danni delle istituzioni dello Stato italiano. Nella lista degli iscritti figure di primissimo piano di militari, religiosi e
Nel quadro dell'inchiesta sulle tangenti, che dura da oltre 3 anni, sono caduti nella retata 17 nuovi imputati, che vanno ad aggiungersi agli altri 72 manovali della grande criminalità organizzata, già in carcere in attesa di giudizio. Le critiche al sistema giudiziario che vengono riportate da tutti i giornali si ripercuotono negli ambienti politici. Ma mentre centinaia di persone solo sospette languono nelle carceri in attesa di essere giudicate, ai magistrati inquirenti non resta altra alternativa che continuare ad impegnarsi in una lotta senza quartiere, ma che sembra non avere più fine. Le volanti, la retata, il telegiornale, i bignè offerti al telegiornale e tutto il resto. Insomma, niente di straordinariamente nuovo, salvo che, per rimanere a questo film del 1984, 8 anni prima di Mani Pulite, alla fine il giudice fa una bella scoperta. Alla fine lo indagano lui. Signor giudice, Buongiorno allora. Signor giudice, Sì? è il caso di chiederle se dopo le drammatiche disavventure che ha avuto, lei crede ancora nella giustizia. Ma dopo le recenti amare esperienze, io mi chiedo se è ancora utile investire tante energie per l'applicazione delle leggi, o se invece, rinunciando a vacue speranze e ad aspettative mai ripagate, non ci convenisse accettare l'ingiustizia come regola e non come eccezione. Questo nella speranza, ovviamente, che almeno l'ingiustizia sia uguale per tutti. Scusatemi, signori, ma sono inquisito. I giudici mi aspettano. Grazie a loro. Al venere smonto, al sabato fas festa e vat con la vespa al sangue, alle bianche a Turine.
E questo era il grande Gipo Farassino, Saigon Blues, che serve anche a ricordare un'altra figura, uno americano che si innamorò di Torino e vi si fermò aprendo la prima palestra moderna in Italia. È morto l'altro giorno all'ospedale di Settimo torinese John Vigna, uno dei padri dell'attività fisica italiana, che è stato ricordato anche nella canzone Saigon Blues di Gipo Farassino. Aveva aperto nel 1956 il suo famoso centro di benessere fisico di Corso Dante e l'aveva gestito in prima persona fino al 1963. Una volta ceduta, la palestra aveva continuato per decenni l'attività con il suo nome, il nome ricordato da Gipo Farassino in questo pezzo che abbiamo appena ascoltato. E a proposito di cose ascoltate e si ascoltano, dicevamo, per anni e per decenni, se dal 84 o dagli inizi, diciamo, della carriera del giudice che abbiamo citato prima, l'autore del libro sulla magistratura, io non posso tacere il libro di Piero Toni, per 45 anni magistrato, entra in magistratura, che c'è ancora la magistratura post-bellica, diciamo così, post-fascista, aderisce poi, dopo la sbornia degli anni 70, ideologicissima e di sinistra, a magistratura democratica, quando crede che lì stia di casa il garantismo, salvo poi scrivere nel libro il garantismo non sta di casa neanche lì e da un bel pezzo. Lì dentro nei primi anni 80 si respirava aria di garanzia, durò poco e oggi il garantismo è estraneo anche a magistratura democratica. Garantismo e sospetti non sono compatibili. Ma poi c'è l'eterna questione delle cose che ritornano perennemente, le campagne moralizzatrici, le inchieste che quando sono serie vanno a finire male, è il giudice che finisce indagato, come ci ricordava Sonego, lo sceneggiatore di Sordi in quel vecchio film. Beh, nulla cambia e ogni tanto abbiamo a che fare con inchieste. Una cosa simpatica però, a proposito di inchieste, a proposito, CPL Concordia, la cooperativa rossa di Modena e l'inchiesta in questione, avete letto più una riga sui giornali? Qui invece i bignè scarseggiano, i bignè si distribuiscono magari nell'immediato, salvo in alcuni casi in cui i bignè vengono dosati nel tempo, ma per costruire un'opinione pubblica favorevole all'andamento dell'inchiesta. E non mi riferisco naturalmente a niente, perché avete già capito a cosa mi riferisco. Sono due casi di povere persone, inteso in senso letterale, cioè non ricche di relazioni, non ricche di sostanze, non ricche di prestigio sociale, di cui abbiamo parlato e di cui parleremo ancora. Quando invece le cose toccano magari i poteri un pochino più solidi, se ne discute, magari un mezzo bignè viene dato in pasto all'opinione pubblica. Dopodiché basta. È il caso per esempio della CPL Concordia. L'ex presidente Roberto Casari, lo è stato presidente per 40 anni, altro che monarchia, della CPL Concordia, era stato intervistato da Report di Milena Gabanelli per un'inchiesta che riguardava una gara d'appalto presso l'ospedale Sant'Orsola di Bologna, nel quale la cooperativa CPL Concordia, dopo essere rimasta fuori, si era rivolta alla procura. Abbiamo appreso in queste ultime settimane che i ruoli si sono invertiti e l'ex presidente Casari è stato arrestato nell'indagine sugli appalti per la metanizzazione dell'isola di Ischia, guidata dal sindaco Giuseppe Ferrandino del PD, anche egli finito in manette. Su quei rapporti fra la cooperativa rossa e la politica, Report aveva intervistato, ben prima dell'inchiesta e dell'indagine, proprio il presidente quarantennale della CPL Concordia, il quale negava tutto, negava ogni tipo di compromissione con la politica. Sentitelo, perché è un documento a suo modo anche questo, tanto poi tra un po' avremo di nuovo a che fare con un'altra mezza inchiesta e altre mezze informazioni. Fate parte della Lega delle Cooperative? Beh, adesso diciamo che non c'è più questa distinzione, perché c'è l'ACI, Associazione Cooperative Italiane, quindi noi storicamente partecipavamo alla Lega, ma oggi siamo ACI a tutti gli effetti. Comunque state a sinistra, culturalmente, no? Storicamente. Beh, diciamo che quella è la nostra origine, il nostro cuore batte a sinistra come quello di tante altre persone. Per voi che comunque lavorate nel settore pubblico degli appalti pubblici, cosa significa? Per dire, posso essere stato iscritto al Partito Comunista, ecco, quindi questa è un'origine. Conosco qualcuno, apprezzo qualcuno, ma credo di essere abbastanza laico in questo. Ok, lei è laico su questo, però esiste un canale privilegiaato nell'assegnazione degli appalti pubblici? Per quello che mi riguarda, no. Ma secondo lei però esiste un problema legato ai rapporti tra politica e
cooperative e aziende che vincono gli appalti? Ma guardi, se uno vuol trovare il pelo nell'uovo lo trova sempre. Io non lo so, non credo. Ecco, per quello che mi riguarda no, in ogni caso. Cioè esiste, se vuole, un'attenzione, perché quando uno lavora lontano da casa, cioè noi prevalentemente lavoriamo in tutta Italia, in tutto il mondo, abbiamo buoni rapporti col territorio, il territorio è rappresentato dalla politica, quindi questo può essere, non so, ma essere sensibili, non so, a dare un contributo per la festa del paese, per la squadra di calcio, questi sono i rapporti, ecco, quindi alla fine ci troviamo bene perché in fin dei conti dobbiamo ringraziare chi ci dà da lavorare, però per dire sono andato a lavorare perché sono di sinistra, perché conosco Fifi o Mimì, questo non è così, insomma. Voi la finanziate la politica? Noi diciamo che la finanziamo perché ritengo che sì, ma un po' tutte, nel senso che è finanziata in modo abbastanza trasparente. Chi finanziate? Tutti, partiti, politici, perché credo che la politica... Di tutti gli schieramenti? Sì, penso di sì. Cioè, ma cose da 5.000 euro, 10.000 euro, cioè nel senso cose ufficiali che vengono trascritte nei nostri bilanci di esercizio che vengono approvati dal nostro consiglio di amministrazione. Però senza un tornaconto? Ma che possa essere più simpatico o meno simpatico, domani posso avere un problema e vado a spiegare, spero che abbia un minimo di attenzione in più, ma se ho ragione mi dà ragione, se ho torto mi dà torto, non perché il bianco diventi nero. Era simpatico o no il presidente per 40 anni della cooperativa rossa CPL Concordia, Roberto Casari, il quale dice sì, sinistra, ma insomma conosco qualcuno, però sono laico, come dire, le cooperative rosse non c'entrano con la sinistra fino a un certo punto, no? Conosco qualcuno, ma sono laico. Il pelo nell'uovo, questa è un'altra bellissima frase, il pelo nell'uovo, a voler cercare, si trova sempre in natura. Voi sapete benissimo che in natura le uova escono dalla gallina con dentro il pelo. Il pelo nell'uovo si trova sempre volendolo cercare. E attenzione, buoni rapporti, essere sensibili, diciamo, con il potere politico o con gli altri interlocutori è una cosa normale. E poi abbiamo finanziato tutti, penso tutti, La CPL Concordia e il vino di D'Alema ha preso anche il vino di produttori di centrodestra, la CPL Concordia, mica ha comprato soltanto il vino di D'Alema. Tornaconti, ma insomma non direi di tornaconti, si parla piuttosto di simpatia, di finanziare il campo da calcio dell'amministrazione, perché poi se sono simpatico è meglio, no? Però certamente senza infrangere alcuna legge, è finito in carcere. Senza con questo voler anticipare nessun giudizio di colpevolezza, però ci sono inchieste a seconda probabilmente del peso specifico dell'inquirente, del peso specifico degli inquisiti, dei contesti di riferimento di entrambi e di una serie di altri fattori. Per esempio, all'inizio di febbraio di quest'anno era comparsa notizia su Repubblica, nel caso specifico, di un'inchiesta che è ancora più scomparsa rispetto a quelle CPL, le altre di cui ci siamo occupati, le infrastrutture, Incalza, Lupi, il figlio di Lupi, il Rolex e compagnia bella. Era un'inchiesta molto più terra a terra, che però era molto più interessante dal mio punto di vista perché non riguardava le strutture di vertice, i boiardi, il ministro di turno, la cooperativa rossa grandissima come la CPL Concordia, che non è una cooperativa rossa nonostante l'eloquio del suo quarantennale presidente, che sembra simpatico, uno da andarci all'osteria a giocare a tavola, a carte, diciamo. In realtà però la CPL Concordia, presieduta dal signor Casari per 40 anni, è un mostro dal punto di vista industriale, finanziario, è un colosso, no? Non è una robetta da poco. C'era invece questa indagine della Procura di Roma che riguardava le funzioni proprio terra a terra. Mi serve una pratica in comune, ho bisogno di un permesso edilizio, devo pagare la stecca a una pluralità di funzionari, quindi una corruzione capillarissima nella capitale d'Italia. Tant'è vero che Giovanna Vitale, raccontando su Repubblica il 3 febbraio scorso di questa indagine, si rifaceva al celeberrimo titolo dell'Espresso, Capitale corrotta, nazione infetta. Bastava pagare per evitare i controlli, pagare per ottenere le autorizzazioni, pagare per avviare i lavori, pagare per finirli. E poi ancora bisognava consegnare buste con il quattrino per assicurarsi la benevolenza di chi doveva controllare, far chiudere se qualcosa non andava o anche solo per velocizzare pratiche che andavano troppo a rilento.
Il tutto poi secondo un tariffario scientifico ben preciso, che è stato trovato addirittura materialmente nel corso dell'indagine su funzionari comunali corrotti al Comune di Roma. 10.000 euro prevedeva il tariffario, rigoroso, scientifico, per la documentazione fine lavori, 8.000 euro per il rilascio di una variante, anche per opere abusive naturalmente, 6.000 euro per il via libera e il ritiro della concessione per opere edilizie. Gli ispettori del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro si accontentavano invece di 1.000 euro per non mettere a verbale le irregolarità riscontrate nei cantieri. I prezzi però potevano anche salire o addirittura raddoppiare. Spesso bisognava pagare 2 volte perché i funzionari comunali erano insaziabili. Sono stati 11 i provvedimenti emessi a inizio febbraio dal giudice per le indagini preliminari di Roma Anna Maria Gavoni su richiesta del procuratore aggiunto Caporale e del PM Amelio. Carcere per un tecnico del 14° municipio di Roma, domiciliari per altri 10, tra i quali 2 funzionari del 9° dipartimento del comune, quello che si occupa di edilizia, e 2 ispettori del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro. Arresti che sono la seconda tranche di un'inchiesta che a inizio 2015 aveva portato in carcere altri tecnici municipali. L'indagine, secondo gli inquirenti, non era per niente finita, però non ne sappiamo più nulla, e stava facendo emergere un sistema di corruzione diffusa e preventiva nell'edilizia residenziale romana. C'erano i funzionari pubblici e dall'altra parte gli imprenditori, 6 quelli per i quali il giudice aveva disposto l'obbligo di firma. L'inchiesta, condotta anche con l'ausilio della Guardia di Finanza, il nucleo speciale Tutela Mercati, era nata dalla denuncia di 2 imprenditori stanchi di ricevere continuamente richieste di denaro da funzionari del Comune di Roma. Il sistema andava avanti da parecchio tempo, secondo gli inquirenti. Gli investigatori delle Fiamme Gialle hanno poi chiesto agli uffici del 9° dipartimento la documentazione a partire dal 2010. L'inchiesta era all'inizio, si poteva dire. Non ne sappiamo più nulla perché la mia memoria è che abbia visto su questa indagine è uscito un articolo su Repubblica martedì 3 febbraio scorso e non è uscito più nulla. L'articolo di Giovanna Vitale che appunto iniziava con capitale corrotta, nazione infetta. 60 anni dopo siamo ancora lì, all'inchiesta del settimanale L'Espresso sul sacco di Roma, le complicità della politica, la compiacenza di funzionari comunali, tecnici, membri delle commissioni che ricevono stipendi assai bassi e arrotondano alla grande un esercito di traffichini e trafficoni, di gente anche pronta a vendersi per un piatto di lenticchie. Le indagini hanno svelato una realtà illecita assai diffusa, ha detto il procuratore aggiunto Francesco Caporale a proposito di questa inchiesta denominata Vitruvio, che a inizio febbraio scorso ha portato in carcere 11 persone. Il procuratore ha ammesso di essere rimasto molto colpito da una cosa: la normalità attraverso la quale imprenditori e funzionari operavano nell'illegalità senza avere cura del bene pubblico, ha detto il procuratore. Geometri dei municipi, dirigenti comunali, vigili urbani, l'identikit del travet romano disonesto, un identikit che ha molte facce, un unico denominatore comune: i soldi. Mazzette e regali per sveltire ogni pratica, pratiche che altrimenti sarebbero rimaste incagliate, mazzette per chiudere un occhio sui controlli nei cantieri o aggiudicarsi una gara d'appalto, ognuno col suo tariffario, la lista dei desideri, un catalogo dei doni. Gli affiliati a Mafia Capitale preferivano i contanti, come abbiamo scoperto nell'altra un pochino più famosa inchiesta. C'era chi, per esempio, come l'ex amministratore delegato dell'AMA, raccolta rifiuti di Roma, Franco Panzironi, e Luca Odevain, già braccio destro di Veltroni, ma anche i semplici impiegati comunali, c'era chi dunque era libero paga, stipendiato con un tot al mese, e chi invece veniva premiato soltanto alla bisogna. In casa dell'ex direttore del servizio Giardini, i finanzieri hanno trovato 570.000 euro in questa altra inchiesta, che non è quella di Mafia Capitale, è l'inchiesta Vitruvio, 570.000 euro nascosti in un'intercapedine. Sono frutto di un'eredità, aveva provato a discolparsi Claudio Turella prima di finire in galera. Se poi hai il potere di pilotare direttamente gli appalti, puoi chiedere anche qualcosa di più: orologi di lusso,
non citiamo il Rolex naturalmente, e smartphone, oltre a ricariche telefoniche e buoni benzina. Tutte attenzioni pretese e ottenute per esempio dal capo dell'ufficio tecnico di Tor Bella Monaca, Stefano De Santis, che per aggiustare le gare sulle manutenzioni stradali incassava anche 20.000 euro a botta. Questo è il vero salario accessorio dei dipendenti comunali. Altro che contratto decentrato. Negli uffici, specie in quelli periferici del Comune di Roma, è un codice non scritto che tutti conoscono. Io impiegato ti do la possibilità di sbrogliare una matassa, un grumo di carte, e tu imprenditore mi dai qualcosa in cambio. La politica è accusata di ogni nequizia. Il vero potere sembrerebbe in mano alla burocrazia, secondo gli inquirenti dell'indagine Vitruvio. Così, se nel quinto municipio, periferia est di Roma, per snellire le pratiche edilizie, un impiegato dell'ufficio tecnico si faceva pagare da 1.000 a 2.500 euro, ben più esosi erano nella zona nord-ovest della città, dove per certificare la conformità delle opere in esecuzione da parte delle imprese, una decina di dipendenti infedeli chiedevano dai 5 ai 30.000 euro, che il taglieggiato, bontà loro, poteva sborsare in comode rate da 1.000 euro, una specialità, pare, di tale Maurizio Paiella, responsabile ufficio reti fognarie del 14° municipio di Roma, solito costringere chi aveva bisogno di un allaccio alla rete a rivolgersi a una certa ditta da cui poi prendeva la mazzetta, come pure facevano il direttore dell'ufficio tecnico di Ostia, Aldo Papalini, e il geometra Stefano Graziano, suo braccio destro. Entrambi sono finiti nei guai per aver aggiustato appalti stradali e concessioni balnearie. Un'epidemia a Roma che sembra che i corrotti siano ovunque, non solo negli uffici, scriveva Repubblica con Giovanna Vitale. Spesso i corrotti vestono la divisa, come l'ex comandante della Polizia Municipale Angelo Giuliani, accusato di aver fatto assegnare l'appalto della pulizia delle strade dopo gli incidenti a una società amica, Sicurezza e Ambiente, in cambio di 30.000 euro versati come sponsorizzazioni per il circolo dei vigili urbani, pizzardoni romani. 2 pizzardoni sono stati invece beccati a cancellare migliaia di multe, altri 3 sono finiti in manette per aver cercato di estorcere 60.000 euro ai commercianti del centro città, tempestandoli di multe. Con la legge Bassanini sulla pubblica amministrazione fine anni 90, con l'intento di separare l'indirizzo politico dalla gestione amministrativa, la corruzione si è spostata sul potere decisionale, cioè sulla burocrazia. Queste sono parole del neo-assessore alla legalità della Giunta Marino, il magistrato Alfonso Sabella. Questo ha moltiplicato i casi di malaffare, dice Sabella, creando sacche di impunità sulle piccole cose, microappalti, concessioni edilizie da poche migliaia di euro. E la cura? Il rimedio qual è? Un nuovo regolamento sugli appalti che manca da 20 anni, dice il neo-assessore della Giunta Marino. È come svuotare il mare col secchiello, conclude il giudice assessore, ma da qualche parte bisognerà pur cominciare. Così raccontava Repubblica, e poi non ne abbiamo saputo più nulla. A proposito di Lazio, sentite questa di Giorgio Mottola, sempre per il Report, il programma di Milena Gabanelli, e qui ritornano in ballo i rapporti, anzi un rapporto particolare tra Regione Lazio, alto vertice politico-amministrativo, il presidente PD Zingaretti, alle dipendenze del quale era stato pure uno degli indagati principe di Mafia Capitale, quel Luca Odeven, che è uscito di galera anche lui, con imputazioni non da poco, diventa il braccio destro di Veltroni. Rapporti dunque tra la regione di Zingaretti e le cooperative dei compagni fascisti Buzzi Carminati, i rossoneri. 16 milioni di euro partiti dalla Regione Lazio e forse finiti in buona parte direttamente nelle casse delle società di Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. La pista dei soldi potrebbe portare a uno dei più importanti dirigenti della Regione Lazio, Guido Magrini, che ad oggi non risulta formalmente indagato. Ma chi è Guido Magrini? Attualmente ricopre in Regione Lazio una posizione di studio, ma viene retribuito come un direttore regionale. Pochi mesi fa avevamo chiesto conto di quella che a noi pareva una singolarità alla persona che lo aveva nominato, il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. Ugo Magrini è uno dei direttori che sta andando, dei ex capo dipartimento,
è una delle figure storiche e che ha dato tanto a questa regione e che ora sta svolgendo questa funzione di contributo che io credo sarà positiva anche nell'innovazione. Poi può darsi che non lo sarà, però. Sarà sicuramente positivo, però è un po' criptico, perché nell'assegnazione del ruolo si legge che Magrini dovrebbe predisporre un sistema reticolare di dati codificati utilizzabili per le diverse finalità delle politiche regionali all'interno di una piattaforma comune. Sì. Che cosa significa? Significa che lui, essendo uno dei più storici dirigenti, sta facendo un lavoro di studio su come ottimizzare la macchina. Non c'è niente di strano. Ha fatto arrabbiare tanti altri, magari ex dirigenti dei sindacati, che vedono dietro ogni tentativo di migliorarci sempre, invece di dare una mano, lo zampino per criticare. Però io quindi il dottor Magrini lo paghiamo per studiare praticamente. Ma questo non è un insulto, eh? È veramente incongruo attribuire una retribuzione da direttore, stiamo sui 180.000 euro l'anno con la retribuzione di risultato, a un soggetto che deve soltanto studiare. La legge lo vieta perché le posizioni di studio sono individuali e sono ovviamente correlate a una scarsa responsabilità, perché studia. Prima della posizione di studio, Guido Magrini era il direttore delle politiche sociali della Regione Lazio. La sua direzione, alla fine del 2013, riesce a far sbloccare 16 milioni di euro per il disagio abitativo. Oggi, dalle intercettazioni emerge che poche settimane prima, Salvatore Buzzi aveva annunciato al telefono: Magrini ha trovato 16 milioni di euro. Lo indica come suo stretto amico, lo definisce potentissimo, addirittura padre eterno. In un'altra conversazione Buzzi spiega: Guido ha fatto questa cosa per noi. La regione ha poi girato i soldi all'ex assessore alla casa del comune di Roma, Daniele Ozzimo, indagato per mafia capitale. Non sarà un sollievo per Zingaretti scoprire oggi che un suo uomo potrebbe aver agevolato le cooperative di Buzzi e Carminati. Vi ricordate la prima lezione di guida? È il primo weekend con gli amici? È la prima revisione? È la prima volta che vi ha lasciato a piedi? Sveglia! È un rottame! Rottamatelo! Attenzione! Maggio è l'ultimo mese per rottamare. Su tutta la gamma Lancia e Fiat hai 2.000 euro di incentivo. E in più, con formula super rottamazione, Y è tua a 8.500 euro con 5 porte e clima. Offerta valida fino al 31 maggio, salvo approvazione FCA Bank. TAN 595 TAG 906. Info su lancia.it. Anche sabato e domenica. Rottamate, gente! Rottamate! Davanti a voi uno dei luoghi più fashion della città. Qui tutto parla di stile, dagli spoiler e i paraurti sportivi, ai cerchi in lega da 18 bruniti, alla vernice nera lucida a contrasto di tetto e retrovisori. Un dettaglio molto contemporaneo. Scopri la nuova Volkswagen Tiguan Cityscape, la più esclusiva tra le Tiguan. Da oggi con navigatore touch, volante multifunzione in pelle traforata e sensori di parcheggio di serie. Gamma Tiguan, a partire da 20.900 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Volkswagen.it. Nell'universo dei prodotti per animali c'è un grande pianeta da scoprire. È Arca Planet. Cibo, accessori e un cuore grandissimo. Fino al 17 maggio, Arca Planet sostiene i trovatelli di EMPA. Una donazione per ogni spesa sopra i 30 euro. Arca Planet, i supermercati per animali. Nero Giardini, calzature e abbigliamento. Nero Giardini, per chi ama lo stile italiano. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino, perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità, che rispetta anche l'ambiente. Chiamalo 02 43 52 24. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Se avete tanta voglia di dormir bene, venite alla Mondoflex. Tanti nuovi prodotti di altissima qualità a prezzi decisamente contenuti. Vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano.
Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del caffè Padano. E ricorda, chi beve caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Bene, Report si è anche occupato, oltre che di questo rivolo di mafia capitale, anche della famosa inchiestona sui grandi lavori del Ministero Infrastrutture, le fatiche di Ercole Incalza. Le fatiche di Ercole è il titolo dell'ultimo pezzo di Paolo Mondani, l'ultima puntata. Giusto un breve estratto così per capire che da Alberto Sordi alla cronaca di quegli anni e degli anni successivi, anzi parliamo ormai di decenni, fino a oggi, gira che ti rigira, non è questione di essere qualunquisti, però gira che ti rigira, non è che siamo sempre distanti dalle stesse cose. I magistrati fiorentini, Stefano Perotti ha finanziato Ercole Incalza tramite contratti di consulenza attraverso la società Greenfield System di Roma. Un importante dirigente del mondo dell'alta velocità ci racconta in che modo le imprese pagavano le tangenti. Lei mi diceva di conti a San Marino presso quella banca. Sì, la SMI Bank di San Marino. La San Marino International. International. In quei conti che succedeva? Lì avvenivano le operazioni, come dire, venivano riversati i soldi su altri conti o prelevati per soddisfare quelle che erano state le intese conseguenti a rapporti ben precisi. Ma chi li portava i soldi? Erano le aziende che portavano i soldi lì? Società di consulenza. Legate alle aziende? Certo. Che facevano l'alta velocità? Di comodo, che facevano magari riferimento a Renzo Rossi, testa di legno, ma chiaramente un personaggio non perseguibile, magari in età molto avanzata. Società di consulenza che facevano capo alle aziende del contraente generale? Ma certo che sì. Dell'alta velocità? Sì. E quei soldi a chi finivano? A chi finivano? Finivano a politici, ai top manager. Poi mi ha parlato anche di Andorra? Banco di Santander. Al Banco di Santander ad Andorra. E cosa succedeva lì? Le operazioni che avvenivano a San Marino avvenivano anche lì. Come concretamente i soldi venivano fatti uscire? Con la sovrafatturazione dei lavori? Sì. Ma per aumentare i costi avete fatto trovare anche reperti archeologici? Certo, come no. Il coccio che buttavamo, poi abbiamo fatto il ritrovamento. Fermi tutti, quindi, voglio dire, c'era la sospensione, aggravio dei costi. Gli ispettori della soprintendenza venivano pagati. Li pagavate per fare cosa? Li pagavamo per fargli fare le relazioni che assecondavano quelli che erano i nostri progetti. Sul piano archeologico? Che determinavano sovraccosti sul piano economico. Nella relazione della Commissione europea sulla lotta alla corruzione si legge che il costo medio dell'alta velocità in Italia è di 61 milioni di euro a chilometro. In Francia e Spagna è 6 volte di meno. Ma cos'è che fa la differenza? Fa la differenza il fatto che noi passiamo dal sistema di Tangentopoli in cui c'erano 4, 5, 6 ladri che governavano il sistema, i tesorieri dei grandi partiti, a decine di migliaia di mariuoli, del presidente, dell'assessore di turno, che sostanzialmente gioca in proprio e approfitta dell'incarico che viene dato. Mariuolo è un termine. Mariuolo è un termine famoso, diceva Milena Gabanelli, è entrato nella storia. La cronaca, diciamo così, dei mariuoli è infinita. E questa storia, avete sentito forse all'inizio citare la SMI di San Marino, la San Marino International, una banca che è servita a tantissima gente
E tra l'altro proprio in questa settimana è tornato fuori il nome di Romano Prodi in relazione a San Marino, raccontato da Giacomo Amadori su Libero, per una vecchia vicenda della quale parlammo tantissimo tempo fa in occasione dell'inchiesta Why Not, forse qualcuno lo ricorderà, che conduceva attraverso un stretto collaboratore di Prodi, Piero Scarpellini, proprio a San Marino. A San Marino ha ricevuto una condanna storica, perché non se ne contano di quella entità, 4 anni di carcere per reati finanziari, il conte Enrico Maria Pasquini. Forse vi ricorderete che parlando della Cassa di risparmio di Teramo, e per tornare a quel concetto per cui mano a mano che tu entri anche nella cronaca locale più bassa, più minuta, non servono le grandissime inchieste, quelle di rilevanza nazionale, mediatizzate, raccontate dai media. A volte è proprio seguendo le fila delle inchieste più, o comunque dei fatti più locali, che si capisce meglio qual è la natura del tessuto complessivo. L'inchiesta sulla Cassa di risparmio di Teramo, che è ancora in corso, ci aveva portato a San Marino, esattamente a quella SMI che serviva per le tangenti dell'alta velocità, come raccontava prima l'ex dirigente di una delle imprese coinvolte nei lavori dell'alta velocità. Ed è la stessa banca della quale si servivano quelli della cricca della Cassa di risparmio di Teramo per far scomparire i soldi, la SMI di San Marino, in relazione alle cui vicende è stato condannato record a San Marino a 4 anni di carcere per reati finanziari il conte Enrico Maria Pasquini, classe 48, condannato in primo grado l'8 aprile dell'anno scorso per i guai della sua banca. È proprio quella lì, la SMI, la San Marino Investimenti, dall'alta velocità al caso della Cassa di risparmio di Teramo, ma anche al Monte Paschi, perché anche autorevoli dirigenti del Monte Paschi, coinvolti nell'altra inchiesta della Procura di Siena sulla Banca Rossa Senese, si servivano della SMI di San Marino, del conte Enrico Maria Pasquini, che è stato condannato per i guai della sua banca, la SMI. Pensate a quanta gente è stato di utilità, diciamo così. Il conte Pasquini è stato condannato a 4 anni di carcere. La sua banca, la San Marino Investimenti, la SMI, che veniva citata anche in quest'ultimo servizio di report, è stata considerata un crocevia di tangenti, di scudi fiscali fuori tempo massimo, di doppie intestazioni fiduciarie, di intrecci societari fra Vanuatu e Madeira e di movimenti liquidi con tutti i principali istituti di credito italiani, cioè tutte le banche italiane. E qui uno dice, attenzione, perché stiamo parlando di tutte le banche italiane che facevano affari con questa SMI, San Marino Investimenti del conte Pasquini, condannato a 4 anni, record per la Repubblica di San Marino per reati finanziari, e che è servito a una quantità impressionante di gente in giro per la penisola per mettere al sicuro il quattrino, quello non proprio profumato, non proprio limpido, non proprio pulito. Con questa SMI di San Marino hanno operato i principali istituti di credito italiani, cioè le principali banche italiane. La cosuccia è stata raccontata anche dall'Espresso con Gianfrancesco Turano, e poi basta, è finita lì, perché l'arresto e la condanna, diciamo, del conte Pasquini, sfido chiunque di voi a sapere qualcosa e ad aver letto una riga su qualche quotidiano, ad aver visto qualche cosa in TV o sentito qualcosa alla radio. Eppure da lì sono passate tantissime persone, in tantissimi casi e per tantissimi settori ed affari, e le principali banche italiane, con questa SMI, San Marino Investimenti, la più antica finanziaria di San Marino, dalla quale per esempio sono transitate le mazzette dei manager dell'ATAC, Trasporto Pubblico di Roma, Gabbuti e Cassano, gli investimenti esteri scudati grazie allo scudo fiscale della banda cosiddetta del 5% del Monte dei Paschi di Siena, le dazioni ambientali della grandissima impresa di costruzioni Mantovani, impresa regina del Mose ma anche dell'Expo 2015, e i proventi dell'evasione di centinaia, anzi migliaia di imprenditori e professionisti, per lo più marchigiani, abruzzesi, emiliani e romagnoli, quelli che in meno di 2 ore di macchina potevano andare tranquillamente a depositare i loro poco tassati a quel punto risparmi nella Repubblica di San Marino. In effetti la condanna è stata una condanna molto pesante,
Il legale del conte Pasquini, presidente dell'Ordine degli Avvocati di San Marino, aveva dichiarato all'Espresso: condanna pesantissima, fuori dalle abitudini locali, voglio sperare che non sia un segnale politico. Sperare è umano, scriveva l'Espresso, ma nei 64 chilometri quadri della Repubblica di San Marino, dove si concentravano fino a qualche anno fa 12 banche e 70 finanziarie, comincia a tirare un'aria un po' diversa rispetto all'andazzo consueto, e la condanna al conte Pasquini ne è stato forse un segnale. Per l'appello al verdetto bisogna attendere questa estate, dopo l'estate anzi, ma altri 2 processi riguardano il conte Enrico Maria Pasquini. Il primo, sempre al Tribunale di San Marino, per riciclaggio. Il secondo a Roma, incentrato su una fiduciaria italiana, Amfora, impiegata dal conte Pasquini per le sponde con la Repubblica di San Marino, dove il conte, per completare la sua offerta di servizi alla numerosa clientela, si era intestato anche la San Marino International Bank, la SMIB, che era nata sulle ceneri della Banca del Titano, a sua volta fallita dopo essere stata per anni il punto di riferimento dell'evasione fiscale italiana. Altro processo è poi ancora quello contro i vertici della Tercas, la Cassa di Teramo, che si sarebbero serviti delle strutture del conte Pasquini per acquisire la SMIB, la San Marino International Bank, senza comunicarlo a Banca d'Italia, che peraltro era contraria all'operazione di acquisto. Per i clienti e partner d'affari, il conte Pasquini è stato un po' come l'equivalente di Chicchi Pacini Battaglia, il banchiere della gineverina Carfinco, al centro della seconda Tangentopoli del 96. Ma nel confronto, scriveva Gianfrancesco Turano sull'Espresso, fra Pacini e Pasquini, è molto più complessa la personalità del conte, che alla finanza ha unito anche l'attività imprenditoriale e diplomatica. La famiglia del conte Pasquini controlla Ferrotramviaria, azienda che gestisce le ferrovie private nel comprensorio di Bari. A luglio dell'anno scorso Pasquini era in prima fila per l'inaugurazione del passante, 8 km, che collega l'aeroporto Carol Wojtyla di Palese con il centro del capoluogo della Puglia, Bari. Accanto al conte il gotta della politica, il governatore e capo di SEL Nichi Vendola, il sindaco di Bari Michele Emiliano, ex magistrato, candidato alla presidenza della Puglia, il sindaco di Barletta Pasquale Cascella, a sua volta ex consigliere per la comunicazione del presidente Napolitano. Romano di nascita, molto radicato in Puglia, il conte Pasquini nel 2007 tentò di organizzare un istituto di credito cooperativo a Giovinazzo, la banca Aurora, 600 soci rimandati a casa dal parere negativo di Banca d'Italia. La tu più importante del conte però viene da Torino. Il conte si è sposato con Clara Nasi parecchi anni fa, la figlia del barone Emanuele Nasi, cugino di Gianni Agnelli e di Marisa Coop Diatto. Emanuele e Maria Pasquini, unico figlio di Enrico Maria e di Clara Nasi, e anche nel centinaio di azionisti della comandita della famiglia torinese, sebbene con quota infinitesimale, 0,02%. La parentela, per quanto lontana e acquisita con i padroni della Fiat, è servita da garanzia alle attività della San Marino International e del suo corrispettivo italiano, il gruppo Amfora, la fiduciaria. Pasquini non era un nobile spiantato, contrariamente a decine di finanzieri con bottega a San Marino, che si vedevano recapitare un passaporto diplomatico da console o da ambasciatore della Repubblica di San Marino. Enrico Pasquini ha ereditato la nomina ad ambasciatore dal padre Oscar, plenipotenziario di San Marino presso il Sovrano Ordine Militare di Malta e cavaliere di Malta lui stesso. Dal momento che il nonno materno è stato ambasciatore della Spagna franchista in Turchia e Olanda, naturalmente Enrico Maria Pasquini è diventato a sua volta ambasciatore sammarinese a Madrid e presso il potente ordine Stato dei Cavalieri di Malta. La copertura diplomatica di San Marino si interrompe per il conte nel febbraio 2010 con la sospensione del passaporto chiesta dallo stesso Pasquini poco dopo l'arrivo della rogatoria della Procura di Roma sul caso della fiduciaria Amfora. Oltre all'aspetto giudiziario, forse anche in questo caso la politica ha giocato un ruolo. Pasquini, residente a San Marino ma cittadino italiano, rinunciò all'immunità diplomatica 6 mesi dopo che l'allora ministro Tremonti inserì San Marino nella lista dei paesi canaglia, in cambio però dell'ennesimo scudo fiscale per gli evasori. La rinuncia al passaporto
non ha voluto dire per il Conte stop al business. Il sistema delle due banche SMI e SMIB a San Marino ha continuato a funzionare grazie a un'altra parentela. La sorella di Enrico Pasquini ha sposato il nobile napoletano Andrea Pavoncelli. Fra cognati, l'intesa finanziaria ha funzionato grazie alla United Investment Bank, aperta da Pavoncelli a Vanuatu, nel lontano Pacifico meridionale, per fornire una schermatissima sponda al ping pong di bonifici fra i principali istituti di credito italiani e San Marino. I PM che indagano per la truffa al Monte Paschi hanno rilevato un passaggio a fine 2009 di 1.400.000 euro scudati partiti da un conto di Vanuatu a nome del manager del Monte dei Paschi Alessandro Toccafondi, scudati attraverso la SMI di San Marino del Conte Pasquini e la sua controllata italiana, la fiduciaria di Roma Amfora. Toccafondi è stato il vice di Gianluca Baldassarri, capo dell'area finanza del Monte Paschi Siena, arrestato dai magistrati, e ha scudato complessivamente 14 milioni di euro. Toccafondi ha sempre difeso le sue operazioni con le società del Conte Pasquini, dicendo che si trattava di consulenze da clienti personali e non di tangenti, come sostenevano gli inquirenti. Il problema Toccafondi, il problema della banda del 5% al Monte dei Paschi, è che Pavoncelli adesso sta collaborando con la giustizia, ma ancora non abbiamo saputo che cosa abbia raccontato e se le sue rivelazioni abbiano incluso il nome del Conte Pasquini. Di sicuro la UIB, cioè la United Investment Bank dei due cognati, Pasquini e Pavoncelli, è stata fra gli azionisti della IT Leasing di Pasquini, con società maltesi e fiduciarie a Madeira. La stessa isoletta poi citata, tra l'altro, per la questione dell'alta velocità.
Train crawling up the hill. Crawling Up the Hill di John Mayall, loro si chiamano Backshop, ne abbiamo parlato stamattina, ce li ascoltiamo stasera, io ci vado, me ne frego dalla sveglia di domani, verrò come uno zombie a fare la rassegna stampa. Suonano stasera a Milano in via San Martini 30 al Tunnel Club, chi vuole se li può venire ad ascoltare, così ci facciamo anche due chiacchiere, ci beviamo una birra, ci diamo appuntamento per sfuggire alla tirannia delle sveglie, degli orari, da fare un po' di buona musica. Stasera a Milano al Tunnel Club in via San Martini vicino alla stazione centrale, 10:30 circa, 22:30, giù di lì, facciamo tardi, chi se ne frega. Comunque al di là di questo, avete presente la bella chiacchierata che abbiamo ascoltato ieri con il responsabile, il capo del Dipartimento Immigrazione, il prefetto, Sua Eccellenza, si diceva una volta, non so se si dice ancora, Sua Eccellenza il prefetto Mario Morcone, capo del Dipartimento Immigrazione, ospite di una trasmissione radiofonica della RAI, alla quale devono essere arrivati tanti messaggi non proprio simpatici nei confronti del prefetto Morcone, perché il conduttore, non senza una punta, diciamo, di sadismo più o meno dissimulato, il conduttore gli ha letto alcuni di quei messaggi, anzi gli ha detto al prefetto Morcone: guardi, le faccio un fascicolo prima che lei vada in pensione dei messaggi che le sono arrivati. Il prefetto Morcone da tanti anni è al top in Italia per quanto concerne la sua posizione al Ministero degli Interni come regolatore numero 1 del capitolo immigrazione. È responsabile del Dipartimento Immigrazione del Ministero dell'Interno. E siccome evidentemente le osservazioni arrivate dagli ascoltatori erano un pochino critiche, mettiamola così, per non trascendere nel linguaggio, bisogna essere continenti nel linguaggio, dicono le regole giornalistiche, benissimo, per non trascendere, al prefetto Morcone devono essere arrivate osservazioni abbastanza critiche. Come risponde questa altissima autorità pubblica, funzionario, servo dello Stato, ma più che altro di chi contingentemente e di volta in volta ne incarna i vertici? Risponde semplicemente dicendo: ma andate a farvi curare. Abbiamo ricavato da tutto ciò, andate dall'analista, siete pazzi, dice ai cittadini che lo criticano. Abbiamo tratto da questo bell'inserto, da questo bel lacerto di trasmissione di ieri, la sigla finale di Onda Libera. Questa diventerà la sigla finale di Onda Libera con un piccolo montaggio. Vi renderete conto che le parole del prefetto Morcone vengono incorniciate da un pezzo musicale assai celebre e da un paio di esclamazioni assai celebri. Perciò questa diventerà la sigla finale di Onda Libera per l'eternità. Godetevi il prefetto Morcone, capo del Dipartimento Immigrazione del Ministero dell'Interno. Leggo due messaggi per Mario Morcone. La cosa inammissibile è che con le vostre continue trasmissioni su questo argomento state cercando di fare il lavaggio del cervello agli italiani, insinuando un senso di colpa per eventi con i quali noi non abbiamo nulla a che spartire. Cercate di far sentire responsabili gli italiani per fatti non imputabili. Siete corrotti, disonesti, delinquenti, traditori. Io a un certo punto dovrò fare, me l'ha chiesto anche Morcone, un fascicolo di messaggi contro il prefetto Morcone, ma insomma poi glielo lascerò prima che vada in pensione. Aspetti, gliene leggo un altro paio. Mi sento ogni giorno meno europeista. La Grecia ha problemi economici, si arrangi. L'Italia ha problemi con i migranti, si arrangi. Parliamoci chiaro, altro messaggio. Le cose che ho appena sentito dai vostri ospiti mi fanno rabbrividire. Gli immigrati irregolari arrivano proprio perché la politica li vuole, le organizzazioni no profit, spesso in combutta con la mafia, ci mangiano alla grande. Perché non parlate di cosa dall'Australia con gli immigrati, di cosa ha fatto l'Australia con gli immigrati che arrivano lì dall'Indonesia? Se ce li teniamo è solo perché il governo li vuole per le loro politiche folli di far crescere la popolazione e la forza lavoro con africani. Questa è la sua realtà. In realtà ho una domanda, oltre a, se vuole
una replica a queste parole. Morcone, esiste un problema di coesione sociale, cioè lei dice noi siamo 60 milioni, se non di più, 80.000 che sono pochi, e tuttavia un paese sta insieme appunto se riesce a condividere stili di vita. Allora, due risposte, rapidissimamente. Primo, mi riallaccio al discorso che sono stati fatti prima. Inghilterra, quindi Regno Unito, multiculturalismo, hanno avuto gli attentati a Londra e una serie di altri episodi. Francia, assimilazionismo, hanno avuto gli attentati a Parigi, noti a tutti dalle seconde generazioni. In Italia questo non ancora è successo. Sarà un caso o sarà un modo e una capacità di accogliere, se vuoi a macchia di leopardo, ma anche con delle eccellenze e delle qualità? Io me la porrei questa domanda. La seconda risposta ai signori che hanno scritto adesso, insomma, se tu stai male con te stesso è un problema tuo, per favore vai in analisi, parlo con qualcuno, ma evidentemente stai male con te stesso e non ci posso fare niente. E io vago! In galera! In galera!